Beh, un risultato eccezionale, unico, eclatante e che conferma ancora una volta i nostri obiettivi, che sono quelli del contrasto, dell'azione di prevenzione e di repressione. Ecco, come vedete, anche nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al piccolo spaccio, quello che genera inquietudine sociale e allarme sociale e quindi episodi di criminalità diffusa che vengono perseguiti attraverso un'attenta analisi ed attività di controllo del territorio. I numerosi servizi che svolgiamo anche interforze sono proprio preordinati a questo, l'utilità delle zone rosse nel nostro territorio, che ci fanno monitorare questi fenomeni che creano un particolare allarme sociale. Accanto al piccolo spaccio, però, l'attività degli specialisti della squadra mobile, che ringrazio e che con grandissima professionalità hanno svolto un'attività di indagine che ha permesso di individuare delle figure di spicco che non si limitano soltanto al mercato cittadino, ma hanno respiri nazionali e che in questa città comunque avevano un loro perché e avevano dei movimenti e delle condotte che sono state intercettate e seguite con abilità fino ad arrivare a un sequestro imponente di 180 kg sono nelle varie attività che si sono susseguite di sostanza stupefacente che ammontano ad un valore enorme.